Ciao a tutti, buonasera. Oggi facciamo il petto di pollo con riduzione di melissa e ribolla. Allora, ingredienti: melissa, foglie di melissa, un po' di salvia selvatica, la trovate in questo periodo in tutti i campi, giardini, dove volete, un po' di burro, petto di pollo, zucchero di canna, vino bianco, io uso la ribolla gialla, un po' di olio d'oliva, sale e pepe. Ok, cominciamo subito. Allora, per prima cosa tagliamo un po' di melissa. Non servirà tutta questa, ma un po' di melissa. Cerchiamo di farla fina già adesso, in modo da non dover usare poi il frullatore, ma in caso possiamo usare anche il frullatore se vediamo che rimangono pezzi troppo grossi. Nel frattempo sciogliamo un po' di burro, ci portiamo avanti un po' con i lavori. Così. L'idea originale era di farla con le ortiche, però oggi abbiamo macinato l'erba intorno all'agriturismo e quindi le ortiche non ci sono più. Allora uso la melissa, comunque è buono anche con la melissa. Ok, qua ci siamo quasi. Bene. Pronta, il burro si è quasi sciolto completamente, andiamo ad aggiungere la melissa dentro. Ok, cerchiamo di non bruciarla, di lavorare velocemente con il fuoco non troppo alto, così. Quando sarà tutta bella inumidita, bagnata, andiamo ad aggiungere un po' di vino bianco, senza esagerare, così. Ok, questa qui adesso la lasciamo su un fuoco un po' più piccolo, stando attenti di non bruciarla, e nel frattempo noi andiamo a fare il petto di pollo in padella con un po' di olio, oppure potete farlo alla griglia o in una piastra, come preferite. Un attimo che si scaldi. Qui tra poco andremo ad aggiungere anche lo zucchero di canna. Fra un attimo. Ok, aggiungiamo il nostro petto di pollo. Io metto circa 3 pezzi così a testa. Passiamo la fiamma. Allora, la nostra melissa sta cuocendo. A questo punto possiamo andare ad aggiungerci un po' di sale fino, senza esagerare, un po' di pepe,
e un po' di zucchero di canna, equivalente di un cucchiaino da caffè. E adesso andiamo a caramellarlo praticamente. Quindi possiamo anche mettere un coperchio. Allora, la nostra melissa di fondo. Un paio di minuti e il piatto è pronto. Questo lo possiamo anche spegnere. Il pollo è anche quello pronto, però un minutino. Abbiamo giusto un attimo di tempo per bere un goccio di vino. Salute! Vino che vi consiglio la ribolla gialla, o in alternativa un Tokai o una Malvasia, non quelli che si assimilano. Il nostro pollo è praticamente fatto. Prenderlo. Il pollo. Le biscottine per un piatto. Prendiamo la nostra riduzione di melissa, ci aggiungiamo un goccino d'olio d'oliva a fuoco spento, mescoliamo bene. Poi con un cucchiaio andiamo a versarlo sopra il nostro pollo, così. Ci mettiamo un filo di sale fino, un po' di pepe, così. Poi prendiamo un po' di crema di piselli che io ho già preparato prima. Un po' di crema di piselli, così. Un po' di salvia selvatica come guarnizione del piatto. Così, cosa manca? Il limone, un pochino di limone,
il piatto è pronto. Eccoci qua, il piatto è pronto, petto di pollo con riduzione di melissa e ribolla, con un contorno di vellutato di piselli. Allora, facciamo così, salute e buon appetito, ciao a tutti!